Ed ora con le immagini siamo passati a Cecina. Vediamo, siamo all'interno del circolo Bersaglieri, dove tra poco prenderà il via il 22esimo trofeo dei 5 comuni, 14esimo trofeo Fiorentino-Fiorentini, sesta Coppa Generale Fernando Demi, organizzazione della ciclistica Cecina. Sono 49 i corridori al via, una partenza subito al Fulmicotone. Ricordiamo che la giuria è composta da Pardini, Giannini, Villani, la direzione di corsa a cura di Bellini, vice direttore di corsa Spadoni. Le radioinformazioni a cura di Radio 4 Toscana con Fabrizio Falconcini. Dicevo, una partecipazione non numerosa, anche perché quest'oggi alcuni rappresentanti della categoria allievi toscani sono andati a Piatto con una rappresentativa regionale, e con l'occasione voglio ricordare il secondo posto di Manuel Pesci, veramente una bella prestazione quella dei corridori toscani. E soprattutto qui, per quanto riguarda questo 23esimo trofeo dei 5 comuni, il percorso abbastanza impegnativo ha tenuto lontani un po' di atleti, coloro che non si sentivano in grado di affrontare le difficoltà che la gara presenta. Infatti dobbiamo dire che i corridori dovranno affrontare praticamente 3 salite: la salita di Guardistallo e quella di Bivio Tramarini. Ora stiamo rimontando con il nostro studio mobile. Vediamo al comando, guida un atleta della Pozzarello, si tratta di Mirko Tacchi. Dobbiamo dire che la Pozzarello in queste prime fasi di gara è stata particolarmente attiva, però vediamo anche la testa del gruppo si sta avvicinando, sta tentando di riportarsi sotto ai 3 uomini che al momento guidano la corsa. Abbiamo visto l'atleta dell'Iperfinish, mentre anche Valentino Rossi, l'atleta della ciclistica Cecina, fa parte di questo terzetto. Il terzo uomo è Francesco Pini del gruppo sportivo Iperfinish. La gara è valevole anche come per l'assegnazione della maglia di campione provinciale della provincia di Livorno, mentre ora siamo tornati con le immagini sulla testa del gruppo, guidato dall'atleta della Tosco Gas. Si tratta di Federico Del Carlo, un corridore che in questo inizio di stagione ha ottenuto vari piazzamenti, anche oggi sta cercando di ottenere quel successo che probabilmente gli permetterebbe di sbloccarsi e magari di continuare a ottenere grandi risultati in questa stagione. È proprio lui infatti che guida. Vediamo però la testa del gruppo che è abbastanza vicino, siamo in una fase in salita. Dobbiamo dire, come ho detto prima, che il percorso è piuttosto impegnativo. È il gruppo che viene condotto ancora una volta dagli uomini della Pozzarella assieme a quella degli Iperfinish. Abbiamo notato nelle prime posizioni anche Alberto Turchetti del Coltano Grube, così come Massimiliano Susini. Altri atleti stanno passando davanti alla nostra telecamera. Percorso, come dicevo prima, abbastanza impegnativo, giornata particolarmente calda, quindi anche questo ha messo a dura prova la prestazione degli atleti, che comunque si sono dati battaglia sin dal primo chilometro. Ed ora, quando siamo ormai a metà gara, anzi abbiamo ormai superato metà gara, vede un gruppo che si è notevolmente ridotto, però tutti i migliori sono assieme. Sono stati vari tentativi, ed ora, quando siamo al chilometro 40 di corsa dei 65 previsti, il gruppo dei migliori è ancora tutto compatto. Mentre ora vediamo al comando 2 atleti che stanno tentando di avvantaggiarsi, però gli altri sono vicini, quindi ancora siamo in una fase interlocutoria di corsa.
ancora gli uomini della Iperfinish, così come della Coltano Grube, sono particolarmente attivi. Abbiamo visto, si tratta di Nicolas Cianetti della Iperfinish e di Massimiliano Susini della Coltano Grube, un ragazzo al primo anno che dobbiamo dire ha già ottenuto vari piazzamenti, probabilmente era atteso come grande sprinter, però si sta confermando in buona condizione anche su percorsi impegnativi come quello di oggi. Vediamo intanto i primi inseguitori che si stanno riportando sotto ai due uomini che conducevano la corsa. Tra questi ancora una volta abbiamo riconosciuto l'atleta della Tosco Gas di Chiesanuova, Federico Del Carlo. Ed ora sono in 6 che a guidare la corsa, Valentino Rossi della Ciclistica Cecina, Massimiliano Susini della Coltano Grube Costruzioni, poi Pini Francesco della Iperfinish, Mirko Tacchi della Pozzarello, altro atleta dell'Iperfinish è Nicolas Cianetti, e il corridore della Pratese 1927 Giovanni Iannelli. Assieme a loro, come dicevo prima, Federico Del Carlo. Però il gruppo è vicino, quindi situazione ancora interlocutoria, dobbiamo ancora affrontare per la salita di Guardistallo, quindi salita impegnativa. Vediamo il gruppo che si sta riportando sui 6 uomini di testa quando siamo all'uscita di Cecina, quindi ci stiamo riportando verso la zona collinare della corsa. Abbiamo gruppo allungato, dicevo, molti atleti hanno già perso terreno, giornata particolarmente calda, poi abbiamo visto un numero abbastanza esiguo di partenti. Dobbiamo dire che giustamente gli organizzatori della Ciclistica Cecina si sono risentiti perché per la mancata presenza di alcune società proprio della provincia di Livorno, che visto che veniva assegnata anche la maglia di campione provinciale, avrebbero dovuto essere presenti a questa manifestazione. Ricordiamo questo trofeo dei 5 comuni, giunto quest'anno alla 22esima edizione e valevole anche come 14esimo trofeo Fiorentino-Fiorentini, sesta Coppa Generale Fernando Demi. Fondamentale per la riuscita della manifestazione la collaborazione della sezione bersaglieri di Cecina, ma anche degli sponsor che vogliamo ricordare: la 3000 SRL, la carrozzeria Tirrenia, la bottega di Lotti d'Ilvo, il gruppo SAI Fondiarie Assicurazioni Agenzia di Cecina, la discount per la casa Vicri, l'azienda agricola Felciatello, l'arredamenti Barletta, la Bicara Autosalone Plurimarche di Cecina, l'officina rettifiche Cecinese, l'assicurazione Generali Spa, l'agenzia di Cecina, la Mollica Caminetti, la cooperativa lavoratori delle costruzioni, la LBL Serramenti in alluminio, la Frassinelli SRL, la Vanni Pierino SRL, la Rondinaia Verde SRL e infine l'Acqua di Bolgheri, la Hermes Porte e Finestre, la Lemp Persiane Avvolgibili Cassonetti, Coprirullo e la Metano Casa SRL. Tanti sponsor per una manifestazione che vede tantissimi premi agli atleti arrivati. Ma ora torniamo alle immagini della corsa. Ancora una volta vediamo tentativi di atleti, nessuno però ha mai avuto grandi proporzioni, non ci sono state fughe particolarmente rilevanti. In questo momento è Francesco Lorenzini, l'atleta di casa, che sta conducendo, ma vediamo tutti gli altri si stanno riportando sotto. Vediamo, ci sono 2 atleti della Pozzarello, Turchetti, l'atleta della Coltano Grube Costruzioni,
però davanti ancora all'Susini che viene raggiunto proprio in questo momento. Sono in 7 anche Del Carlo si sta nuovamente portando sotto, sono quindi in 7 al comando in questa fase, ma il gruppo è subito lì vicino ed ora siamo in una fase in discesa. Abbiamo visto 2 atleti leggermente avvantaggiati, ma gli altri sono subito lì. Voglio ricordare anche le squadre presenti, oltre alla Ciclistica Cecina, la società organizzatrice, la Coltanno Grube Costruzioni, il gruppo sportivo Iperfinish, il gruppo sportivo Pozzarello, l'Arci Stagno, la Tosco Gas di Chiesa Nuova Uzzanese, il Velo Club Empoli Banca di Cambiano, la Mamma e Papà Fanini di Livorno, la Cipratese 1927 e la Penisola Sorrentina, la squadra campana che ha voluto essere presente a questa manifestazione. Gli atleti ormai hanno già superato abbondantemente metà corsa, però ancora devono affrontare una volta l'impegnativa salita che li porterà al bivio Casale per poi portarli al bivio Tramerini. Vediamo le belle immagini del nostro cameraman Malucchi che riprendono i corridori, mentre ora c'è un gruppetto di 5 atleti che guida la corsa, però vediamo alle spalle dei 5 gli immediati inseguitori. Sono state veramente tante le azioni, si sono spesso succeduti i tentativi, quindi dobbiamo dire che gli atleti che hanno gareggiato in questo 22esimo trofeo dei 5 comuni veramente hanno fatto una gran bella prestazione, perché vista la difficoltà del percorso a metà gara la media era oltre i 38 orari. Ancora una volta quello che resta del gruppo si riporta sugli uomini di testa quando stiamo per affrontare la salita che porta al bivio Tramerini. Vediamo vari scatti e controscatti, soprattutto grande controllo da parte degli atleti della Pozzarello e della Coltano Grube, mentre ora si invola in questa fase in salita Alberto Turchetti, un ragazzo che è al primo anno in categoria e che ha dimostrato già di andare molto forte in salita. Ricordiamo il secondo posto ottenuto a Brascelli di Beverino alcune settimane fa in un arrivo impegnativo che vide vincere Cavallini, l'atleta del team Valdinievole. In quell'occasione dimostrò di andare molto bene, così come ha fatto anche in altre occasioni, ed ora è lui a condurre. Vediamo alle sue spalle sono in 3, si tratta di Lorenzini, riconosciamo Lorenzini, e poi oltre al solito Del Carlo, Luca Zullo del gruppo sportivo Pozzarello. Quindi un terzetto alle spalle di Turchetti, siamo ormai in salita, i 3 raggiungono in questo momento Turchetti e immediatamente Del Carlo scatta. Vediamo Del Carlo che scatta immediatamente, gli altri non reagiscono subito e quindi prende subito qualche metro l'atleta della Tosco Gas, però è Turchetti che si riporta sotto, quindi Turchetti, nonostante fosse stato raggiunto dai 3, ha immediatamente reagito, però anche Zullo si riporta sugli altri 2, così come fa Lorenzini. Quindi 4 uomini al comando, ormai siamo al chilometro 53 di corsa, ne mancano 13 all'arrivo, quindi 4 corridori al comando: Lorenzini, Del Carlo, Zullo e Turchetti, ma anche gli altri non sono distanti. Vedremo se i 4 riusciranno a mantenere il vantaggio che hanno accumulato in questa fase. Ancora Lorenzini molto determinato, il ragazzo che gareggia in casa.
un buon inizio di stagione il suo, ma forse non così come ce lo saremmo immaginato, visto quello che era stato capace di fare la scorsa edizione, la scorso anno, scusate, al primo anno nella categoria. Ora lasciamo passare i 4 di testa, vediamo il gruppetto inseguitore, sono gli uomini della Iperfinish che cercano di riportarsi sotto, distacchi ancora minimi, quindi la corsa è ancora in piena evoluzione, come dicevo pochi minuti fa, tanti tentativi, ma il gruppo, quello che è rimasto del gruppo, cioè tutti i migliori, hanno spesso reagito, ed ora vediamo che infatti i 4 uomini che guidano la corsa sono inseguiti da questi 5 atleti con un ritardo ancora molto contenuto. Infatti intanto con le immagini siamo ritornati sui 4 uomini che guidano la corsa, ripetiamo sono Lorenzini, Turchetti, Del Carlo e Zullo, rappresentano le 4 società che per quello che hanno fatto vedere finora sono sicuramente le più importanti, ma la mancanza di un uomo dell'Iperfinish, che vediamo intanto sta conducendo l'inseguimento, potrebbe far sì che gli altri uomini possano riportarsi sui fuggitivi. Ed ora intanto lasciamo passare i 4. Questi lunghi rettilini fanno sì che gli inseguitori vedano gli uomini di testa, quindi fanno da punto di riferimento, e intanto infatti stanno guadagnando terreno nei confronti dei 4 uomini che ancora guidano la corsa. Sono in 8 gli inseguitori, hanno ancora un centinaio di metri di ritardo, siamo in discesa. Le difficoltà della gara ormai sono superate, saranno questi 12 a contendersi il successo. Diamo un buon accordo tra gli inseguitori, anche perché vediamo i 4 che ancora sono al comando si sono allargati, gli altri sono ormai a ridosso e proprio in questo momento li raggiungono, quindi 12 uomini al comando, vediamo, li vogliamo ricordare tutti: Alberto Goretti, Alberto Turchetti, Luca Zullo, Federico Del Carlo, Francesco Lorenzini, Massimiliano Susini, Nicolas Cianetti, Lorenzo Calugi, Luca Biagini e l'Akadi Abdelkabir, l'atleta della Tosco Gas Chiesa Nuova, Federico Rossi e Mirko Tacchi. Ed ora, dopo avvenuto il ricongiungimento, allunga decisamente al comando Alberto Goretti. Avevamo visto proprio il momento in cui ha allungato, mentre ci dilungavamo nel dare i nomi degli uomini di testa. Alberto Goretti ha allungato con grande decisione, l'atleta della Pozzarello, che vogliamo ricordare 2 anni fa, quando era ancora esordiente, trionfò nella classica di Monsummano di fine stagione. Ora sta guidando la corsa, vediamo si sta avvoltando, ancora nessun successo per lui in stagione, però un buon momento veramente per la Pozzarello, che ricordiamo ha ottenuto con Zullo il successo a Pozzi lo scorso 2 giugno. Comunque vediamo ancora un vantaggio molto contenuto per Alberto Goretti, e gli inseguitori lo vedono, vediamo gli atleti degli Iperfinish, anche Lorenzini in seconda posizione, ma Zullo e Calugi, che fanno parte di questo gruppetto, stanno facendo un grande controllo. Ed ora siamo tornati nuovamente su Alberto Goretti, che ha ancora aumentato il proprio vantaggio. Molto decisa l'azione di Goretti, che abbiamo visto proprio nel momento in cui si è avvantaggiato sugli altri, quindi terminata la salita, quando i corridori ormai si stavano avvicinando a Cecina per la fase finale di corsa, Alberto Goretti ha allungato, ed ora in base alle ultime segnalazioni il suo vantaggio è aumentato a 1 minuto, ed ora vediamo si presenta sul rettilineo d'arrivo 1 minuto di vantaggio per Goretti nei
confronti degli inseguitori può alzare le mani. È lui il vincitore di questo 22esimo trofeo dei 5 comuni, successo meritatissimo per l'atleta del gruppo sportivo Pozzarello, prima vittoria per lui in stagione, ma una vittoria meritatissima visto quello che è riuscito a fare nella fase finale di corsa. Ed ora vediamo lo sprint del gruppo regolato da Alberto Turchetti davanti a Luca Azzullo. Ed ora sentiamo le interviste che abbiamo registrato nel dopocorsa. Alberto Goretti, ti abbiamo visto emozionatissimo, ancora sono passati 5 minuti dopo l'arrivo ma ancora piangi. Guarda, non ci credo neanche io, ho fatto un'impresa, penso da super, tutta la stagione che mi alleno, ancora non è finita, ma ci riprovo sempre a vincere insieme ai miei compagni. È un gran momento, abbiamo visto a Canete Zullo, l'altro giorno è toccato a lui, oggi a te, quindi insomma il Pozzarello sta girando veramente alla grande. Sì, siamo una squadra compatta, ci alleniamo sempre seriamente e la domenica ci mettiamo in testa di fare la corsa. Un ringraziamento va a tutti i miei compagni, agli sportivi e a Anthony Orsani e mio nonno Silvano. Ma credo anche al direttore sportivo che è accanto a te, che l'abbiamo visto emozionatissimo anche lui. Sì, anche lui si merita una grande ringraziamento per tutto quello che fa durante la settimana e durante la domenica. Dicevo, è stata una vittoria di squadra comunque anche oggi. Sì, oggi hanno corso benissimo e il ringraziamento va a Federico che oggi non c'è, con Iuri alla gara nazionale d'allievi, che il lavoro che fa durante la settimana è eccezionale. Alberto, come tutti, non credeva in se stesso, ha un attimino di difficoltà, diciamo in discesa dove dovrebbe essere più semplice, invece lui è un pochino in difficoltà. Oggi siamo venuti qui, c'era dei partenti di nome, anche se non c'era tanti partenti, e gli ho detto: Alberto, oggi è un'occasione d'oro, è una discesa, in salita vai fortissimo, è una discesa, non c'è neanche una curva, non c'è mai da toccafreni. Gli ho detto: se non la sfrutti oggi non la sfrutti più, e così è andata. Forse me lo sentivo prima di partire che andava così. Allora, il Cavalier Montanelli, presidente dell'associazione Bersaglieri qui di Cecina, una bella iniziativa che si ripete ormai da tanti anni e mi sembra che comunque ci sia anche quest'anno un bel contorno, una bella partecipazione. Sì, sono oltre 20 anni, mi sembra 21 anni per l'esattezza che noi facciamo questa sponsorizzazione di gare per ricordare i nostri presidenti che ci hanno lasciato e che tanto hanno dato per l'attività e per la vita della sezione. Abbiamo iniziato con il primo trofeo Fiorentini e quest'anno è il 14° trofeo, poi alla morte di Giovannone abbiamo proseguito con lui fino anche alla morte del generale Fernando Demi, che siamo partiti con qualche anno di ritardo perché è il 10° anno della morte e questa è la 6ª coppa. Comunque siamo abbastanza soddisfatti della partecipazione. Quest'anno devo dire un pochino meno, un po' di risentimento c'è stato per il comportamento in provincia di alcune società che, avendo una gara in casa, sono andati a correre in un'altra regione. Questo l'ho voluto dire in maniera che se poi ascoltano la televisione sappiano comportarsi nella maniera dovuta. Allora, oltre la sponsorizzazione di queste manifestazioni ciclistiche, però vogliamo ricordare brevemente anche le altre iniziative che avete in cantiere proprio in questo periodo. Beh, ora come sezione logicamente noi, siccome le gare anni scorsi si sponsorizzava 2 gare l'anno, però con il venire a costare sempre un po' care non ce lo consente l'economia nostra, però come attività della sezione abbiamo anche una fanfara Bersaglieri da 33 anni e il prossimo impegno è sabato mattina e partiamo alle 4 per andare a Torino al raduno nazionale, al 59° raduno nazionale Bersaglieri. Siamo con Mario Bianchi, presidente della Ciclistica Cecina. Una gara impegnativa, però credo un bel risultato, dovete essere soddisfatti al termine della manifestazione. Sì, siamo sempre soddisfatti, quando arrivano tutti, arriva il fine gara tutto bene, senz'altro siamo contenti. Una bella gara, riuscita bene, una bella giornata, i ragazzi hanno dato un buon risultato tutti, quindi un arrivo solitario, quindi vuol dire che la gara è stata vissuta. Abbiamo visto la gara era valevole per l'assegnazione della maglia del campionato provinciale della provincia di Livorno, quindi una soddisfazione in più e un riconoscimento per la vostra gara. Sì, è già diversi anni che ci danno questo riconoscimento per la nostra gara, quindi siamo soddisfatti. Penso ancora
non è arrivata all'ordine d'arrivo, ma penso che l'abbia vinta il nostro Lorenzini, quindi siamo doppiamente contenti. Per una gara del genere c'è bisogno di tanti sponsor, tanta collaborazione. Vuole approfittare di ringraziare qualcuno in particolare? Sì, in primo luogo i volontari che sono stati per 2 ore e mezzo agli incroci, e sono tanti, ogni incrocio c'era un volontario, e poi tutti i dirigenti della ciclistica e gli sponsor sono alla base di tutto. I nostri sponsor è già tanto che ci stanno dietro, quindi sanno che i loro soldi sono riposti bene. Diciamo che come sponsor il nostro comune è uno fra i primi per questa gara, e la sezione bersaglieri qui di Cecina, che ogni anno ci ospita, è di supporto essenziale per questa gara, sono essenziali. Claudio Giannetti, segretario e factotum della ciclistica Cecina. Abbiamo visto una bella manifestazione, non tanti partenti, però sicuramente siete soddisfatti. Certamente, la soddisfazione c'è sempre quando si vedono delle belle cose, insomma, la gara è riuscita, è stata una bella giornata, non ci sono stati incidenti e questa è la cosa più importante quando si fanno le gare ciclistiche. E i partenti non sono stati molti, probabilmente hanno avuto altri interessi un po' in giro, qualcuno si vede col cardio non era tanto intenzionato a fare la gara. Comunque niente, noi siamo stati soddisfatti perché quelli che ci sono stati erano molto preparati e hanno fatto una bella corsa. Soddisfatti anche per la maglia di campione provinciale vista dal vostro corridore? Soddisfatti appunto perché la maglia provinciale è venuta a noi e quindi abbiamo il nostro pupillo che è un ragazzo che si impegna e ormai è venuto dai giovanissimi a far parte della nostra squadra e è sempre andato avanti con dei risultati ottimi, quindi ci crediamo e speriamo che possa andare avanti anche con altre società. Ow!